Altra giornata di presentazione per le liste in corsa per le politiche del 24 febbraio. Casa Pound, movimento oltre la destra e oltre la sinistra, come si definisce, nato nel 2003, si presenta alle elezioni per la prima volta e corre da solo. Nelle liste molti veronesi, il capolista alla Camera, Simone Di Stefano, si candida anche alla presidenza della Regione Lazio. Tra le proposte più forti, contenute in 10 punti, il congelamento del debito pubblico e una nuova moneta. Abbiamo questo progetto dell'Equo, che è una moneta sperimentale, vorremmo vedere intanto se funziona, come si dice, nel quartiere Squilino di Roma, dove c'è anche la sede principale di Casa Pound. Anche il nome Equo dovrebbe rappresentare equità, quindi giustizia sociale e quant'altro. Quanto al MIR, giornata veneta per il leader, l'avvocato modenese Giampiero Samorì, capolista alla Camera nella circoscrizione Veneto 1. Il movimento si pone l'obiettivo di essere leader dei moderati. Centrali vengono considerati i temi economici, con la proposta di istituire una banca pubblica e di detassare del 10% tutti i redditi mensili al di sotto dei 1.500 euro. Più che i voti ci interessa portare a casa delle riforme vere. Punto primo, noi non abbiamo candidato nessun parlamentare uscente, perché pensiamo che nel complesso abbiano mal meritato. Secondo, dobbiamo detassare da subito di almeno il 10% per invarianza di costo per le imprese tutti i redditi che vanno da 1.500 euro in giù, perché noi stiamo creando un gruppo troppo eccessivo di persone in forte difficoltà. Con Ingroia scende in campo come numero 2 alla Camera il presidente del WWF Italia, che si è sospeso dall'incarico nei giorni scorsi. Obiettivo: uscire dagli schemi rappresentati dai partiti e promuovere una rivoluzione pacifica che si impegni su emergenze sociali, ambientali e occupazionali del Veneto. Credo che Porto Marghera debba essere un suolo che venga restituito all'uso. Non possiamo permetterci di abbandonare i luoghi contaminati e non utilizzarli più solamente perché sono contaminati. Credo che sia il diritto delle popolazioni che ci vivono a riavere quelle aree che sono state degradate da parte di speculazioni assunte da terzi.